non si sa più cosa dire perché salgono, scendono, un'ipotesi del 50% per i dazi adesso rinviata di nuovo, però insomma tutta questa incertezza sta creando un po' il panico sui settori economici. Sta mettendo a dura prova anche questo Paese perché purtroppo la notizia del 50% dei dazi per le imprese è una catastrofe perché chiaramente mettiamo in difficoltà la nostra esportazione e quindi poi anche il nostro PIL avrà dei problemi se questo verrà mantenuto. Io spero che non calino i consumi perché sarebbe un indice estremamente drammatico. Dobbiamo fare di tutto e spero che il governo si applichi perché questo non succeda. Questa incertezza che segue periodi di grande incertezza ormai diventano cronici, certamente non ci aiuta, ma ormai credo che stiamo sviluppando degli anticorpi per cui riusciamo anche a capire quando c'è una sparata e quando c'è veramente l'intenzione di creare problemi. E certamente noi stiamo andando avanti per la nostra strada, facciamo i nostri prodotti, cerchiamo di farli sempre meglio possibile, sappiamo che anche se ci dovessero essere dei dazi, sono molto ricercati e sono molto richiesti, e certamente stiamo anche cercando strade alternative a eventuali dazi messi dagli Stati Uniti. Quando arrivate in associazione arrivano telefonate, richieste, che clima c'è? C'è un clima di incertezza, crescono le preoccupazioni. Vogliamo avere insomma, diciamo, una certezza di come e cosa succederà. Non possiamo andare avanti che a ogni piè sospinto ci sia un messaggio che mette le borse in difficoltà, l'economia che non ha più punti di riferimento e questa è una cosa che non fa bene, specialmente noi imprenditori che siamo abituati a programmare il nostro lavoro. Ognuno vorrebbe sapere quale sarà il futuro, qui mi sa che non lo sa proprio nessuno. E noi naturalmente ci auguriamo che i negoziati, i ministeri che stanno lavorando su questo tema, insomma, riusciranno a trovare una quadra. E certamente abbiamo capito che nulla sarà come prima e dunque le cose andranno gestite in modo molto diverso. Quello che noi vogliamo capire è se c'è l'intenzione come Europa di far tornare molte produzioni nel nostro ambito, cioè non dipendere più per i nostri consumi da cose importate, da materiali che magari vengono importati e dalla necessità di esportare a qualunque costo. Io credo che il mercato interno possa affrontare, come dire, i nostri prodotti senza paura. Siamo convinti che i nostri prodotti costino troppo per i nostri cittadini e non è così, non è così. I nostri prodotti anche di qualità sono anche nel rapporto qualità-prezzo sono di alto livello. Quindi incentivare il mercato interno. Beh, sicuramente, io credo che non ci sia altra strada e soprattutto dovremmo esportare quello che non ci serve, quello che non usiamo nel nostro territorio, dovremmo esportare quello lì. Parlo naturalmente di Europa, non solo di Italia.